E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi vorrei parlarvi di una donna che non c'è più, di una bellissima giovane donna, si chiamava purtroppo Rubina Aminian. Potete trovare la sua immagine sui social in queste ore. Rubina Aminian aveva 23 anni, studiava moda allo Shariati College di Teheran. La notte dell'8 gennaio stava uscendo dal suo istituto dove appunto studiava per unirsi ai manifestanti, ai molti coetanei che da 2 settimane stanno con coraggio titanico, sbalorditivo visto da qua dal comodo e privilegiato Occidente, contestando la teocrazia assassina anzitutto di speranze degli ayatollah. Secondo l'ONG Iran Human Rights, che cita fonti vicine alla famiglia, questa giovane donna curda, sapete che l'Iran è un coacervo di etnie, storie, culture, tutte mortificate, tutte piallate e schiavizzate dalla tirannia khomeinista. Ebbene, questa giovane donna curda secondo Iran Human Rights, è stata colpita da distanza ravvicinata alle spalle, con il proiettile che le ha raggiunto la testa. Cioè, qualche belva che solo un contorcimento della neolingua che ha perso ogni riferimento di valore può chiamare poliziotto, soldato, miliziano, uomo, no! Qualche belva codarda e vigliacca ha sparato alle spalle a distanza ravvicinata a questa splendida 23enne curda e l'ha uccisa. Non solo, le stesse fonti dicono che poi il corpo, come purtroppo molti altri in queste ore, è stato portato in un luogo, in questo caso vicino al college appunto dove studiare, dove c'erano i corpi di centinaia di giovani uccisi, cumuli di corpi di giovani morti per chiedere libertà, futuro, speranza contro la barbarie islamista. La maggior parte di queste vittime erano giovani appunto tra i 18 e i 22 anni, colpiti a distanza ravvicinata alla testa e al collo dalle forze governative, cioè stanno sparando a bruciapelo sui ragazzi, spesso alle spalle, per compiere una mattanza orrenda. Tra l'altro le moschee della zona si sono rifiutate di tenere cerimonie funebri per Rubina, perché sono, come ha detto l'Ayatollah Khamenei in queste ore, questi giovani sono nemici di Dio, sono nemici di Allah, quindi non hanno diritto neanche all'estremo onore che viene reso in guerra anche al nemico più acerrimo, ma questa non è una guerra, è una orrenda mattanza criminale che sta avvenendo spesso nel silenzio delle anime belle che invece erano avvezze a commuoversi a ogni secondo, ogni volta che il Ministero della Salute di Hamas, cioè di un gruppo terrorista legato a questi tagliagole, metteva dei comunicati. Perché vi ho voluto parlare di Rubina stamattina? Perché nessuna femminista nostrana vi parlerà di lei. Non uscirà nessun comunicato, tantomeno non terranno nessuna manifestazione le signore di se non ora quando. Non ci sarà nessun appello vergato dalle nostre intellettuali contro il patriarcato khomeinista. Insomma, non vedrete muoversi nulla all'interno di quel grande caravanserraglio ipocrita che è diventato il femminismo occidentale. Sì, perché Rubina non è stata, diciamo, oggetto di una discriminazione linguistica perché l'hanno chiamata con un pronome maschile o hanno sbagliato desinenza, che è una paturnia del nostro mondo privilegiato. Non è che guadagnava un po' meno di un collega maschio, che è una stortura grave a cui rimediare, ma che avviene all'interno di un mondo come il nostro, dove la libertà è garantita, dove la parità tra ogni singola persona, prima ancora che tra i sessi, è garantita e via dicendo. No, a Rubina Mignan hanno sparato alle spalle a distanza ravvicinata solo perché chiedeva libertà rispetto a una teocrazia totalitaria che odia le donne
e che le ammazza già solo perché non mettono il velo, figuriamoci se protestano. Ed è per questo che nessuna femminista vi parlerà di lei, perché dovrebbe uscire da questa malattia culturale per cui il male è sempre l'Occidente, il male è sempre il nostro mondo, e prendersela con le canaglie assassine e misogine che rispondono al nome di Ayatollah. Nessuna femminista vi parlerà di Rubina Minyan. Noi oggi abbiamo voluto parlarvene e parleremo ancora della tragedia del popolo e delle donne iraniane. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.